coppia di allenatori del Miracolo Castiglione, promosso in Serie A1, Massimo Bracali e Federico Paghi. Massimo, una stagione esaltante, con degna conclusione. Questa è stata la partita di stasera, una stagione che voi avete iniziato un po' così, poi man mano c'è stato un crescendo di condizione dei giocatori e questo ha portato alla promozione in Serie A1. Sì, si è iniziato come normale che sia, non tanto bene, poi durante la stagione ci siamo un po' ritrovati, abbiamo fatto buona parte della stagione veramente bene, poi l'ultimo periodo eravamo un po' stanchi, però insomma stasera l'importante era vincere, ci siamo riusciti in una partita, quello che gli avevo chiesto di finire a 0 reti, di non subire gol, quindi i ragazzi sono stati bravi, hanno difeso bene, abbiamo sfruttato le occasioni che ci sono capitate e sono veramente contento, dai. Con un Michael Zaita poi in versione muro non ha fatto passare niente, sia all'andata che al ritorno. Ma è certo, Michael, io sono veramente contento della stagione che ha fatto, gliel'ho già detto, ma non avevo bisogno di stasera. Gliel'ho già detto un mese fa che ha fatto veramente la differenza quest'anno, ma tutta la squadra comunque, dai, alla fine anche stasera si è giocato in sette giocatori, ho cercato di far ruotare tutti, chi è entrato ha dato il suo insomma ci ha messo contributo e veramente sono veramente contento. Ora ancora non abbiamo finito comunque perché c'è da andare a Valdagno a fare le finali Under 23 e con questi ragazzi noi non partiamo secondi a nessuno, sia io che Fede siamo convinti di andare su e fare bene perché stanno andando veramente bene e poi abbiamo anche le finali in casa in contemporanea fra l'altro dell'Under 15, cerchiamo di finire nel migliore dei modi e poi a fine anno si farà un bel resoconto di quello che è stato, che fino ad oggi diciamo siamo veramente contenti. L'unica cosa che ci dispiace è l'Under 17, che siamo andati fuori per veramente niente, un regolamento che diciamo non ci convince. Siamo arrivati primi a pari punti in campionato regolare, poi abbiamo fatto playoff a 3 squadre, una cosa inedita, mai successa. E c'è stato ripescaggio, che insomma è stato ripescato squadre secondo me inferiori a noi, però questo è stato. I ragazzi però si sono veramente comportati bene, anche loro, anche l'Under 17, sono felice. C'è stato qualcuno di più, è stato buttato nella mischia nella Serie B, Francesco Cornacchini, e ha ben figurato. Una stagione per ora perfetta, vediamo di finire veramente nel migliore dei modi i primi di giugno. Insomma. Passiamo ora a Federico Paghi, confermi le parole di Massimo, c'è stata una partenza un po' diciamo così a rilento, poi man mano la situazione in crescendo della squadra ha portato a questo risultato. Sì, perché comunque non era facile perché c'era dei nuovi inserimenti che sembrava non avessero preso per il verso giusto nell'impegno e nell'ambiente che li aspettava. Però ecco, con il fatto che si lavorava in due, specialmente all'inizio, la squadra insomma, ha preso subito una buona direzione e già sul fine della Coppa Italia per un attimo non siamo entrati anche alle finali di Coppa Italia e quello è stato un rammarico e dopo invece ecco la squadra è venuto fuori un grandissimo portiere che ci ha aiutato appunto come ha detto Massi in tutto il campionato e quindi ci siamo tolti queste soddisfazioni. Ora c'è, come ha detto Massi, c'è da fare queste due finali dell'Under 15 e dell'Under 23, non si parte battuti, anzi i ragazzi sono motivati perché la prossima settimana li aspetta un duro lavoro e non si sono tirati indietro, quindi siamo molto fiduciosi e orgogliosi di questi ragazzi. E anche come ha detto Massimo giustamente c'è stato dell'inserimento di qualche giovane in Serie B che aveva ben figurato, tipo Francesco Cornacchini, il portiere di riserva Samal Sharif, che hanno portato un po' di gioventù ma allo stesso tempo anche un buon gioco. Esatto, Francesco spesso e volentieri è stato fra i migliori in campo e mi ha fatto molto piacere, aspettiamo ancora, il prossimo anno ci sarà ancora l'innesto di Diaco Bracali che Massimo non l'ha detto perché è il suo babbo quindi magari si vergognava a dirlo, però il prossimo anno nella squadra senior ci sarà anche l'innesto suo
ed è un ottimo giocatore, ci può dare una mano. Francesco ha fatto veramente spesso la differenza, c'è Pippo Agresti, insomma, ecco, io non vorrei ora dover citare tutti nome per nome, perché comunque c'è Tommaso Bracali e tutti gli altri, però, ecco, esatto, le occasioni le avranno perché il potenziale c'è, lavorano sodo. Io e Massi abbiamo chiesto sempre tantissimo e hanno risposto sempre presenti, questo è importante. Bene, ringraziamo la coppia di allenatori dell'HC Castiglione.